De Poli, autore di una doppietta, ha confezionato una gara piena di classe, grinta e cuore. Risultato giusto alla fine con una Cremonese incerta in difesa che avrebbe potuto incassare anche più reti. Padroni di casa subito in attacco, 2 occasioni nei primi 7 minuti con Beghetto e Longhi che dal limite calciano sopra la traversa. La Cremonese si fa per La Cremonese ci ha provato, mettendoci molto di suo in tutti i sensi, ma sul risultato finale, rispetto alla buona prova fornita complessivamente al Tenni, pesano in modo determinante un paio di ingenuità difensive nel secondo tempo, dopo aver chiuso la prima frazione sull'1-1, vantaggio trevigiano con De Poli su rigore alla mezz'ora, pareggio di Ghirardello 8 minuti più tardi. La Cremonese secondo me è molto ingenua, cioè abbiamo dei ragazzi giovani ed è pacifico che questi ragazzi giovani ogni tanto un po' di ingenuità le commettono e a volte le paghi anche care. E il Treviso ha saputo capitalizzare al meglio gli episodi favorevoli, arriva così il raddoppio di De Poli per un difettoso controllo di Zoppetti in copertura, poi dopo una serie di pericolosissime conclusioni di Longhi, Orlando e Beghetto sfumate di pochissimo, lo splendido gol di Moscelli per il 3-1 finale che chiude il conto e proietta il Treviso nuovamente da solo in vetta alla classifica con 14 punti. Bellotto smorza gli entusiasmi, si fa sempre più prudente e intanto dedica la vittoria a Capitan Bonavina, operato nei giorni scorsi ad un ginocchio. Ne avrà per almeno 5 mesi. Una dedica enorme, grandissima da parte mia, da parte dei miei giocatori a Diego Bonavina. Questa è una cosa grande, mi dispiace che abbia subito questo infortunio e comunque lui era con noi, ci ha dato una grande mano. De Poli, autore di una doppietta, ha confezionato una gara piena di classe, grinta e cuore. Risultato giusto alla fine con una Cremonese incerta in difesa che avrebbe potuto incassare anche più reti. Padroni di casa subito in attacco, 2 occasioni nei primi 7 minuti con Beghetto e Longhi che dal limite calciano sopra la traversa. La Cremonese si fa pericolosa al nono con Ghirardello, bravo a stoppare un cross dalla destra e a girarsi al tiro. Al 23esimo, prima vera palla gol per il Treviso con conclusione rasoterra di Bortoluzzi. Razzetti ben piazzato respinge con i piedi. 5 minuti dopo il Treviso passa. Fallo in area di Galletti su Manfreda dopo che il pallone, stampato sulla traversa da un colpo di testa di Beghetto, era tornato sui piedi dell'attaccante trevigiano. L'arbitro Sirotti fischia il rigore tra le proteste degli ospiti. Lo specialista De Poli realizza senza problemi. Passano 9 minuti e gli ospiti pareggiano con Ghirardello rapido a correggere in rete. Nella ripresa il Treviso sale in cattedra, è Moscelli a confezionare un assist in profondità per De Poli, diagonale rasoterra e Treviso di nuovo in vantaggio. Al 25esimo Orlando, appena entrato, colpisce la traversa sul tiro cross dalla destra. Al 33esimo il terzo gol del Treviso, Bortoluzzi, approfittando di una distrazione dei giocatori ospiti impegnati a protestare con l'arbitro per un fallo subito da Cavezzan, serve bene Moscelli, gran corsa del trevigiano, dribbling a rientrare e palla piazzata sul secondo palo. È 3-1, il Treviso resta in vetta alla classifica e comincia a sognare, e con lui un'intera città. Io ho convinto di vincere oggi, perciò si può immaginare quale rammarico abbiamo. Secondo me abbiamo fatto una buona gara e abbiamo perso per episodi. Ecco, Mastica amaro l'allenatore della Cremonese Giampiero Marini, pur sapendo che nel calcio l'ingenuità spesso costano care. Un paio di incertezze difensive nella ripresa, con il risultato fermo sull'1-1 ed il Treviso vola ancora da solo, in testa alla classifica. Cremonese subito pericolosa con Ghirardello, appena prelevato dal Verona sul fondo a fil di palo. Replica Bortoluzzi poco dopo, Razzetti ribatte coi piedi. Al 28esimo il vantaggio trevigiano, Di Bari pesca Beghetto in area grigio-rossa, pallone sulla traversa raccolto da Manfreda in contrasto con Galletti. L'arbitro Sirotti di Forlì concede il rigore. Dal dischetto De Poli trasforma. Passano solo 8 minuti e gli ospiti pareggiano con Ghirardello, lesto ad anticipare tutti sul cross da destra di Collauto. La Cremonese cresce, soprattutto a centrocampo, il Treviso non trova sbocchi in area lombarda, Longhi ci prova da fuori, Razzetti sventa con prontezza. Al 20esimo inatteso arriva il raddoppio biancoceleste, lancio di Bortoluzzi, Zoppetti controlla male, De Poli concede il bis, vanificando l'uscita di Razzetti. E il Treviso dilaga. Orlando e Beghetto in successione, intorno alla mezz'ora, mancano il terzo gol per una questione di centimetri. Lo trova al 37esimo Fabio Moscelli, 22 anni da Bitonto, 14esimo di 15 fratelli, in campo nella ripresa al posto di Manfreda. Un gol specialissimo, il primo in Serie B nel giorno dell'esordio tra i cadetti. L'anno scorso Moscelli giocava nei dilettanti a Cirò Marina. Un gol col groppo in gola da dedicare al padre, recentemente scomparso. Ha fatto tanti sacrifici per me e mi dispiace che non abbia visto il gol. Non abbia visto il gol, però credo che l'avrà visto da lì su e sono contento.